Lasciamo pure che l'Europa faccia le scelte folli delle farine fatte con gli insetti, noi preferiamo invece i prodotti del territorio e proprio per questo siamo andati a rivisitare la legge sul chilometro zero, andando ad introdurre alcuni passaggi significativi. Il Veneto si avvicina ancora di più alle sue eccellenze e alla sua agricoltura con un aggiornamento della normativa regionale che valorizza le produzioni locali favorendone l'utilizzo nelle mense e nelle strutture legate ad appalti pubblici. Insomma, l'apoteosi del chilometro zero. Ecco a cosa mira questa taratura della legge regionale esistente. Incentivare l'uso di prodotti di chilometro zero all'interno delle mense, della ristorazione collettiva, ma soprattutto anche per la diffusione di prodotti a chilometro zero all'interno delle scuole e delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Ed ecco come si concretizza l'obiettivo. Quindi andremo ad introdurre anche negli appalti e nei bandi pubblici per la ristorazione questi criteri importanti, quindi che vanno proprio nella direzione di aiutare gli agricoltori da una parte, ma soprattutto di fornire ai nostri cittadini di prodotti di altissima qualità, coltivati ovviamente in Veneto.